about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Buonasera e grazie a tutti di essere qua questa sera, di aver dedicato un po' del vostro tempo per sentire parlare del nostro programma. Allora, mi sono Massimo Busato e stasera sono qua per parlare un po' della storia veneta. Dopo un filmato così si fa fatica a parlare perché sinceramente è troppo alla gola. Però provo a spiegare un po' quel che è la storia del Veneto. Volevo solo cominciare l'esempio delle due righe del libro di Gianfranco Cavaliere, gli ultimi veneti, parla della diaspora veneta, che è 10 milioni di veneti che è partiti e da via dal Veneto alla Sala Sotterra per colpa dell'Italia. Allora scrive, questo libro ricostruisce una diaspora di cui poco si parla, di cui poco si sa. È una diaspora diversa dalle altre. Da quella degli ebrei, per esempio, è diversa perché gli ebrei erano un popolo di schiavi e sono diventati un popolo eletto, mentre il popolo del mio libro era un popolo potente ed è scomparso. È diversa perché gli ebrei erano senza una lingua, senza uno Stato, ed hanno avuto l'orgoglio e la volontà di riconquistarsi dignità, lingua, Stato e Stato, mentre il popolo del mio libro aveva uno Stato e l'ha perso, aveva una lingua e lo trattano da ignorante se la parla, aveva una dignità e lo trattano da servile. Sto parlando dei Veneti, un popolo che una volta occupava le terre che vanno dal Mar Baltico al Mar Nero, tutto il nord-est Italia, tutte le coste dell'Adriatico, nonché la Bretagna francese. In questo libro parlo degli ultimi Veneti, quelli dell'Adriatico, Repubblica Penisola Italica. Gli ultimi che, sparsi nel mondo, continuano a parlare la loro lingua, quelli che fin dalle origini furono chiamati vittoriosi, conquistatori, organizzatori, quelli che avevano uno Stato ed un impero che arrivava fino alla Crimea, ex Unione Sovietica, oggi Ucraina, o ex Ucraina, oggi Unione Sovietica. Quelli che avevano uno Stato capolavoro dell'organizzazione politica, quelli che avevano uno Stato per 1000 anni politicamente ed economicamente il più potente d'Italia, quelli che avevano più ricchezze di tutti gli Stati d'Europa messi insieme, quelli che appartenevano ad uno Stato la cui moneta dominava i mercati d'Europa, quelli che avevano la più grande flotta del mondo, quelli che avevano una lingua internazionale parlata in tutto l'Adriatico fino alla Crimea, che Benedetto Falco nel 1535 auspicava per tutta l'Italia, come lingua da parlare in tutta Italia. Quelli che hanno ancora la stessa lingua, con poche varianti, mantenuta nei secoli. Quelli che furono tra i primi nel mondo occidentale ad avere un'università. Quelli che dettero al mondo il primo grande romanzo mondiale. Quelli che insegnarono al mondo il teatro rinnovandolo. Quelli che dettero all'arte pittori che ci sono invidiati dal mondo intero, musicisti di cui gli altri stati andrebbero fieri, una serie di poeti e di scrittori che ben poche regioni d'Italia e d'Europa possono vantare. Quelli che sono stati la sede della rivoluzione scientifica, quelli che hanno lasciato tracce in ogni campo, dall'attività umana, filosofia, astronomia, medicina, eccetera. Quelli che erano il faro alla cui luce convergevano studenti di tutta Europa, quelli che sono diventati la prima regione economica d'Europa e una delle prime del mondo. Nel 1797, in pochi secondi, ossia il tempo di fare una firma, un po' di inchiostro, il poco necessario per una firma, annullò tutto questo. Un po' di inchiostro cancellò una storia, quella veneta, cancellò dalla faccia della terra uno Stato, quello veneto, cancellò un popolo, i Veneti, e per ironia della sorte fu proprio l'illuminismo e l'illuminista, e qua non riesco a dire il nome, l'infame, portatore di libertà, fraternità e uguaglianza. Questo è quel che vi parlo a grandi linee questa sera. È difficile parlare della storia di una repubblica che ne dura 1200 anni, e vuole avere libri, però cerco di accorciare il più possibile. Dunque, Venezia è nata nel 420, 480 più o meno su quelle. È nata perché? Perché i Veneti, nonostante qualcuno un partito dell'Italia dei Valori
che continua a dire che non è mai esistita la Repubblica Veneta, non è mai esistito il Veneto, ma la Repubblica di Venezia, sono d'accordo con lui. È esistita la Repubblica di Venezia, però fondata del popolo veneto che ne è scappata dalla terraferma in laguna per proteggersi dai barbari. Ah, vi domando scusa, parlo la mia lingua, parlo veronese. Parlo veronese che è la lingua più non è un dialetto della lingua italiana, ma è una versione un po' diversa della lingua veneta. Allora, è fondato Venezia. Benissimo, Venezia comincia a imporsi sul mare, sull'Adriatico, sulle cartine antiche che è scritto Golfo di Venezia, non è scritto mare Adriatico, ma Golfo di Venezia. La comincia sul mare, la comincia a mercanteggiare sul mare perché fino a quel momento lì nessuno mi interessava niente del mare, perché il mare non era niente, era 4 pescatori, invece Venezia, la Repubblica Veneta, la riuscì a sfruttare quello che tutti gli altri popoli del Mediterraneo non hanno sfruttato. È nato un impero, noi lo chiamiamo impero anche se era una repubblica, che andava da Venezia, la prendeva tutto il mare Adriatico, andava giù fino al Mediterraneo, aveva varie isole, l'aveva esteso sul dominio, Cipro, eccetera, eccetera, Mar Nero. A un certo punto gli ha deciso di spostarsi in terraferma, gli è passato in terraferma e anticipo, Venezia non ha mai fatto una guerra di conquista alla Repubblica Veneta, non ha mai fatto una guerra di conquista in terraferma. Tutte le città, i comuni si donavano a Venezia, chiedevano di entrare a far parte di Venezia. Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Crema, Mantova, Istria, la Dalmazia, Montenegro. Benissimo, sono da qua. Allora, adesso fermo un attimo un discorso. Cos'è il Veneto? Il Veneto è una regione dello Stato italiano, il quale Stato ha disegnato i confini. Questo è il Veneto attuale. Cos'è stata la Repubblica Veneta? I confini della Repubblica Veneta partivano da L'Ada, che era il confine naturale della Repubblica, quindi Bergamo, prendeva tutto Bergamo, Brescia, eccetera, eccetera, quello che ho detto, Crema, Mantova, tutto il Veneto, Friuli, sì, Friuli, non Venezia Giulia, non quello alto, ma il Friuli basso, arrivava Istria, Dalmazia, Montenegro, Cipro, Creta, eccetera, eccetera. E questa è la Repubblica Veneta. Perché a scuola non ce l'hanno insegnato? Perché fa comodo. E fa comodo mettere la Repubblica Veneta con le 4 repubbliche marinare. Un libro di storia italiano si prende e si apre la Repubblica Veneta, 3 paginette. Venezia era, la Repubblica di Venezia faceva parte delle 4 repubbliche marinare, Venezia, Amalfi, Pisa e Genova. Si combatteva tra di loro per il dominio dei 4 pesci nell'acqua, questo è quello che parla il libro di storia. Invece se mostra uno splendore, una repubblica incredibile, ha portato, ha scritto un po' anche la cultura dell'Europa, perché quando ha cominciato a importare i materiali dall'Asia, l'ha importato in tutta l'Europa, quindi conoscevano tutti quanti Venezia. La nostra lingua era parlata dappertutto, una stupidata, la parola ciao, che tutti dicono in tutta Italia, è nostra. Le nostre, perché se salutiamo dicendo ciao vostro, da ciao vostro siamo passati ciao a ciao e la parola le usa tutti. Comunque siamo arrivati fino al 1797 con il massimo di quello che può essere Venezia, 1200 anni di splendore e di storia. In questi 1200 anni mi è successe tantissime cose, non posso stare qua a spiegare tutto quanto perché la sarebbe lunghissima. Posso prendere degli appunti che è stata una guerra mondiale contro Venezia, che è stata la Lega di Cambrai che si è unito, lo Stato della Chiesa, la Spagna, l'Austria, la Francia, tutti quanti contro la Repubblica Veneta, però purtroppo l'ha persa e la Repubblica Veneta è davanti così. Dopodiché, magari dovremmo anche dire grazie alla Repubblica Veneta e alla sua flotta, perché in una battaglia che è quella dell'Epanto, se non fosse stata per la flotta veneziana, i turchi avrebbero stravinto quella battaglia di Lepanto e magari adesso invece di chiamarsi Busato o Gareato, se chiamassimo Abdullah Mohammed e se avessimo sotto i turchi tutti quanti. L'Europa questo la si deve rivedere, forse più che l'Europa l'Italia, perché non le festeggia neanche questo quello che è avvenuto qua. In questa battaglia che sta una persona, un certo Marco Antonio Bragadì, che con 30 uomini veneziani l'ha fermato
le truppe turche per un bel po' di tempo e dopodiché è sceso a patti con i turchi per arrendersi e li ha scorticati vivo, cioè gli ha cavato la pelle viva perché lui era riusciti a batterlo. Questo si chiama Marcantonio Bragadin, che magari 10-12 pagine su un libro di storia italiani potrebbe anche dedicare a una persona così, invece che Enrico Totti che lancia più la stampella, visto che non andati in guerra, l'Italia la manda in guerra quei soppi con le stampelle da lanciare Dio ai nemici. E fino al 1797 questa è stata la Repubblica Veneta. Cosa succede nel fatidico anno 1797? In Francia, che è la rivoluzione francese, eccetera, eccetera, che è Napoleone che parla di fraternité, liberté, legalité e vuole esportarla in tutta Europa. Però dalla parte del qua delle Alpi, che è una repubblica che si chiama Repubblica Veneta, e che lui alla fine ha anche un po' paura di questa, così come i veneziani che avevano paura di Napoleone, e ha fatto un trattato e ha stabilito che Venezia non gli rompe le scatole a Napoleone, Napoleone non gli rompe le scatole a Venezia. Il problema è che a un certo punto Napoleone è arrivato sui confini, sul Mincio, alle sue truppe, che erano tutti galeotti, delinquenti arruolati, e ha detto: entrate e quello che riuscite a portare via è tutto vostro. Questi qua che aveva fame, gli entravi, gli ha devastato quel che mi ha potuto devastare e a portare via quel che mi ha potuto portare via. Però la prima roba che ha detto Napoleone ha detto: questo qua, il leone di San Marco, tutti i leoni che va in giro li dovete distruggere tutti. Infatti si andava in giro per Veneto, Peschiera, eccetera, eccetera, che i leoni in pietra, tutti scalpellati, smantellati, distrutti. 4.000 leoni l'ha distrutto in Veneto. E questo perché? Perché sapeva della potenza che ha questo leone qua. Venezia non ha mai fatto un monumento né a Garibaldi, né a Mazzini, né a Cavour, a nessuno. Venezia non ha mai fatto un monumento a un uomo, ha fatto solo i monumenti a questi. L'unico monumento che ha fatto Venezia è quello di un dolce piccolino insenociato davanti a un leone grande. Perché l'importanza per la Repubblica non era l'uomo, ma era la Repubblica stessa e il popolo. Comunque nel 1797 Napoleone entra, distrugge quel che non può distruggere, quando la porta via tutto e che cede il Veneto e che le cede in mano all'Austria. Anche in quel periodo lì passiamo sotto i Lorena, passiamo sotto gli austriaci. Dito tranno anche sotto l'Austria, non è che si sta segnando tanto male, però rispetto a quel che era prima, che arrivò i più ricchi che era in Europa, non è che stessimo al massimo. In quel periodo lì, in Italia, c'è stata una roba che si chiamava Risorgimento. C'è stato un certo re, alto 1,40 m più o meno, che si è mai fuori tutto cotto, crudo, tutto quello che aveva, e ha deciso che per pagare i debiti che aveva doveva conquistare l'Inghilterra. E il partito che da solo ha cominciato, ha preso un delinquente che gattava anche una reccia perché era un lato di Garibaldi che aveva capelli lunghi perché gattava una reccia perché era un lato di bestiame in Sud America. E ha preso questo Garibaldi e l'ha fatto diventare un eroe che era una taglia vivo o morto su Garibaldi da parte del Regno d'Italia. Comunque l'ha preso e l'ha fatto diventare un eroe e gli ha cominciato a conquistare l'Italia. Quando Garibaldi arriva a Modena si era piano in Emilia, perché ha detto: non è mica possibile che i veneti noi si dona a braccia aperte al nuovo Regno d'Italia. I veneti, quando vi dice che ha combattuto per venire all'Italia, non è mia vera. La battaglia di Custodio, i veneti combattono per l'Austria. La battaglia di Lissa, che è stata l'ultima grande vittoria della Repubblica Veneta, che è stata la seconda guerra di indipendenza dell'Italia contro l'Austria. Non so se parlate l'Austria, non so quante navi la potesse avere, che flotta la poteva avere in uno stato come l'Austria che è alpino. Eppure la battuta l'Italia, il comandante della marina austriaca, che adesso mi sfugge il nome, non mi viene il nome, comunque dava gli ordini in Veneto. Quando la nave veneta ha appionato e fatto andare a picco Re d'Italia, che era l'ammiraglia italiana, si è alzato il grido viva San Marco su tutte le navi austriache. Quindi questo del Veneto non l'ha combattuto per unire l'Italia, ma l'ha combattuto contro l'Italia, perché non voleva l'identità italiana. Qua è nata la frase: uomini di ferro su barche di legno hanno sconfitto uomini di legno su barche di ferro.
Questa era l'inizio dello Stato italiano. Dopodiché l'Austria la macedò alla Francia, avendo perso la guerra di Prussia, la guerra contro Prussia, l'ha passato il Veneto per un piccolo periodo alla Francia. Allora, ecco cominciare i trattati dopo le guerre di indipendenza. L'Italia si è seduta al tavolo dei trattati, come se, scusami se parlo male dell'Italia, porti pazienza, ma... No, vai pure, vai tranquillo. Magari qualcuno che sta fuori, però... No, ma sta andando alla grande. Allora, l'Italia, come sempre, la si è sentata sul tavolo delle trattative. E praticamente l'ha chiesto, anche a Ela che lavora qualcosa, e l'ha chiesto al Veneto. Anche il francese che ha detto, è meno male che l'Italia l'ha perso la guerra e che cediamo il Veneto, perché se l'avesse perso 4 o 5 guerre, ne toccava cedere la Francia intera alla Veneto. Comunque io ero d'accordo, però mi poteva cedere il Veneto direttamente, perché io avevo perso le guerre. Allora cosa hai detto? Faremo un plebiscito. Faremo un plebiscito tra il popolo veneto, chi vuole diventare italiano, se vuole diventare italiano. Non sto qua a spiegare come è stato fatto questo plebiscito. Era solo guardi che viene a votare, una cassa costruito sì e una cassa costruito no. Dove era no, che era il carabiniere in fianco, dove era sì, non era niente. Per guardi che vuoi venire a votare, liberi, sì, liberi, vieni a votare dove vuoi. Queste le due casse. Questo è il plebiscito, ma non è stato tanto questo il fatto. È il fatto che il plebiscito è stato fatto il 22 ottobre del 1866 e nei documenti che il 20 ottobre del 1866 i francesi avevano già firmato la cessione dell'Italia, del Veneto all'Italia in un albergo di Venezia. Quindi l'aveva già scritto, quindi siamo stati messi in Italia con la truffa. E qua comincia purtroppo le nostre disavventure. Comincia la pelagra, che noi non sapevamo neanche a cosa era. I nostri antenati cominciano a emigrare all'estero, 5 milioni di immigrati che sta, 5 milioni, in totale di 10 milioni, ma in quel periodo là è stato 5 milioni che la popolazione attuale del Veneto adesso. Se guardi da in Brasile a Santa Caterina do Sul, è tutti veneti, e ha cominciato a andare via, ha cominciato tasse, ha cominciato quel che sapevamo dell'Italia, cioè quel che sapevamo, come siamo venuti adesso. Dunque noi in 147 anni abbiamo cancellato, l'Italia non ha cancellato completamente una storia millenaria, una lingua, perché se parliamo in Veneto siamo dei contadini, una cultura, perché non è niente del Veneto, è tutto italiano quel che abbiamo qua, ha cancellato tutto, ha talmente italianizzati che se vergogniamo a parlare la nostra lingua con i nostri figli, che li costringiamo a parlare l'italiano, perché si va in giro a parlare la nostra lingua e viene detto che è di contadini. Ma mi sono contento della famiglia dei contadini, perché è grazie a loro che il Veneto è diventato quel che era. Noi abbiamo tirato sul Veneto nonostante l'Italia, siamo arrivati nel boom economico e l'abbiamo fatto arrivare dove è, in nata e alle gambe un'altra volta. Mi concludo che lascio la parola leggendo la parte finale di questo libro. Una volta il Veneto era unificato in una nazione forte, indipendente e sovrana. Ora i Veneti, ex Stato Veneto, vivono divisi tra Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Grecia e gli altri Veneti. I Veneti della diaspora, sparpagliati tra 31 Stati, i Veneti sparpagliati tra 31 Stati. Ora noi, Veneti discendenti dell'ex Repubblica Veneta, che viviamo in Italia, siamo più istruiti dei nostri padri. Abbiamo auto, computer, cellulari, televisioni, elettrodomestici e benessere. Ma anche se abbiamo benessere, anche se siamo istruiti, anche se siamo laureati, non possiamo dimenticare chi siamo, né da dove veniamo, non possiamo dimenticare che i nostri padri ci hanno dato una lingua, affinché la forza dei Veneti fosse con noi per sempre. La loro speranza è stata che noi rammentassimo gli antenati che l'hanno parlata e ciò per cui sono morti. Grazie a tutti. Salve a tutti. Sono Silvio Fracassi.
anno una roba che è importante, 4.000 leoni scarpellati. Fra un anno volevo vedere 4 milioni di bandiere in piazza. O si vince o si muore. Ragazzi, qua non scherziamo niente. Qua siamo di fronte dei farabutti che vuol farne morire tutti quanti. O lo capiamo, lo faremo capire ai nostri fratelli, oppure siamo finiti. Cominciamo mettendo fuori da casa nostra tutti quanti la bandiera. Non costa niente, è un simbolo, è un bel simbolo, da 1100 anni, 1200 anni di storia questa bandiera qua. La avrà gloria e non sarà una bandiera insanguinata come quella tricolore. E tenevo un attimino a dire questa roba qua perché o cominciamo a mettere fuori le bandiere e testimoniare tutti quanti che siamo veneti, oppure non li vediamo da nessuna parte. Ok, scusate. Io volevo fare un intervento, anzi vorrei cominciare chiedendo dove. Allora, tanto vi parlo tanto italiano quanto veneto. Spesso parlo italiano perché dovevo imparare a parlare con chi non è dei nostri. A volte dice parla veneto, parla solo veneto. Secondo me dovremmo parlare anche italiano, perché dobbiamo parlare la lingua, dobbiamo farsi comprendere dalla gente che non è dei nostri. Per chi che ne dà d'accordo, chi che si è d'accordo con gli altri, se è troppo facile parlare tra noi altri e dire le robe che siamo già d'accordo di parlare. O se mettiamo in testa di parlare la lingua di chi non ne dà ragione, e allora dobbiamo fare anche un sacrificio. Se qualcuno vuole che parli italiano, vi parlo tranquillamente italiano e senza nessun problema. Vabbè, adesso parlo bene. Non ho deciso così. Allora, questo è un argomento molto importante, che indipendenza e autonomia. Allora, l'onestà dei politici deve essere l'onestà dei politici dovrebbe essere quella di usare i termini giusti per non fare confusione nella gente. Senti Zaia che dice federalismo, geometria variabile, dice, nello stesso discorso mette indipendenza, mette autonomia, mette variabili e fa solo che confusione, ma la fa apposta, perché bisogna che la gente capisca di cosa stiamo parlando. Allora, ho messo due foto qua. Ho messo autonomia e indipendenza. Autonomia che non sa come è un taglio, indipendenza potremmo correre. I veneti sono un popolo che corre, che si impegna. Tutti quanti si impegnano, siamo orgogliosi di impegnarsi di lavorare. Questo è importante per capire cosa vuol dire autonomia. Guarda, per favore. Allora, guardando un attimino sul dizionario, cosa vuol dire autonomia? Autonomia praticamente è la libertà di gestire quello che ne concede uno Stato o che concede un potere superiore. Cioè questa è l'autonomia. Nel senso, qualcuno decide di darti qualcosa e in autonomia te puoi spenderlo, te puoi usarlo. Dopo dobbiamo decidere quanta autonomia. Mentre indipendenza, vuol dire decidere cosa fare, come lavorare, come mettere le nostre tasse, la giustizia, decidere l'ordinamento del nostro Stato, decidere chi siamo. E una volta che abbiamo deciso, gestiamo le nostre cose. Cioè, da una parte che c'è l'autonomia, che dice voi altri spendi come cavoli, al massimo dell'autonomia. Da quell'altra che c'è l'indipendenza, che dice decidi voi altri il vostro futuro. Cioè, da una parte ti tiene un guinzaglio, ti dà quel che vuole e ti si libero sì di spendere quello che lui ti dà, finché te lo dà, se te lo dà. Dall'altra parte c'è l'indipendenza di decidere, di cambiare se le robe non va bene. Adesso se le robe non va bene dobbiamo da chiederle a Roma, sempre, a fare le elemosine a Roma. Se uno Stato indipendente decidemo di mettere la benzina a €1, la mettiamo, decidemo di spendere i nostri soldi per comprarsi le autostrade per averle gratis, lo femo. Cioè,
c'è un'impostazione diametralmente diversa fra il discorso dell'autonomia e dell'indipendenza, perché purtroppo mi piacerebbe, adesso mi smetterà di mandare una roba, mi piacerebbe sapere quanti che tutto sommato, se vi dicesse in Italia autonomia, quanti c'è che si contentaria? Mi sarebbe questo chiederlo subito, però mi sono dimenticato. Perché purtroppo mi do veramente l'impressione che se si fa questo referendum qua, 15-20 giorni prima di questo referendum da Roma ne dà una pseudo-autonomia. Autonomia. Cosa vuol dire autonomia? Anche adesso siamo autonomi. Nel 2001 si sta a votare la riforma del titolo quinto, che è quella parte di Costituzione che parla delle autonomie delle regioni. Adesso siamo autonomi, ma quanto siamo autonomi? Sì, la sanità, difatti siamo tra le regioni migliori, non siamo a livelli cessi, però siamo tra le regioni migliori in Italia, perché spendiamo i soldi che abbiamo noi altri. Però purtroppo adesso si sta parlando di fare la riforma del titolo quinto. Allora, adesso si sta parlando, a sentire televisione, riforma del titolo quinto. Cosa volevi fare? Che vuol levare quelle autonomie che lascia alle regioni nel 2001, quando si è fatto il referendum che sta vinto il 64%. Vuol dire che praticamente si torna in drio. Vuol dire che è l'articolo 117. Allora, voi a Belesano. Allora dice: su proposta del governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica, dell'unità economica della Repubblica o lo rende necessario la realizzazione di programmi di riforme economico-sociali di interesse nazionali. Cosa vuol dire? Ne dà una pseudo-autonomia, dopo dice che c'è la crisi, che c'è il debito pubblico, mi dispiace ma ve ne capiamo a tutti. Perché? Perché la legge, perché si sta riformando il titolo quinto, adesso potremo farlo. Nel 2001 si sta votando un referendum dove si è deciso di dare più federalismo alle regioni. Adesso, l'annetto di nuovo, Renzi, vuole cavare tutto, questo avvocato per riportare tutto a Roma. E quando loro decidono, loro tolgono qualsiasi autonomia che avevo. Dunque la paura mia soprattutto è che si faccia questo referendum. Lui ti fa la domanda, volete l'indipendenza o no? Però prima di fartela, 15-20 giorni prima, gli dà una pseudo autonomia al Veneto. E allora la gente che non ha capito la differenza tra autonomia e indipendenza dice: ma stiamo già bene come il Trentino. E dico: no, che non stiamo bene, perché siamo ancora sotto le leggi italiane, siamo sotto il sistema italiano. Per quanto chi mi dice il Mose, i ladri veneti, no ragazzi, non sei i ladri veneti, quella là è la partitocrazia romana, è il sistema romano, è il sistema italiano. Allora noi altri dovremmo essere indipendenti per fare le nostre regole, per cambiare quelle regole lì. È fondamentale essere indipendenti per avere il potere di cambiare quelle regole che non funzionano, per fare le nostre regole. Per quello che dobbiamo assolutamente e solo rincorrere l'indipendenza e arrivarne. Fra un anno abbiamo un'occasione storica, fra un anno abbiamo le elezioni regionali che diventerà un vero e proprio referendum, comunque dopo Lucio vi parlerà meglio. La roba che tengo, stiamo facendo un certo lavoro, si chiama la Conversazione Nazionale dei Veneti, si chiama Libro Bianco dei Veneti. Questo qua è stato concepito sul modello scozzese. Le Scozia sono avanti per tanti anni col 20-25% di consenso, l'indipendentismo non riusciva a battere la barriera del 30%, diciamo. Dopo che ha cominciato questo programma di conversazioni nazionali, si arriva al 50% e adesso insomma, sembra che vinca o no, comunque ha avuto un grosso consenso. Perché? Perché questo qua è un programma che disegna il futuro. Perché è inutile dire indipendenza, sì, e dopo sappiamo che bisogna essere vaghi, bisogna alla gente che abbia già un'idea di cosa si fa dopo. Allora, questo qua è fatto sul modello appunto delle conversazioni scozzesi, dove si consulta la gente, dove si prendono dei modelli, si analizza e si chiede alla gente cosa che pensa.
gente vuole il futuro. Che c'è 26 capitoli, che c'è 27 anni, diciamo, e viene sviluppato. È un lavoro di tutti, non che c'è gruppi che lo portano avanti. Dopo ovvio che se solo un gruppo lo porta avanti è quel gruppo, però è aperto a tutti i veneti, che ha qualche competenza, che vuole partecipare o che vuole anche partecipare come uditore o che vuole ascoltare. E sarà conferenze, che sarà dei questionari online, sarà fatte delle domande per vedere i sondaggi online, dove la gente praticamente dice cosa che pensa dei vari. Mi l'ho trovato abbastanza interessante i primi convegni ai quali ho assistito, ovviamente i primi introduttivi, dopo se ne va in profondità. Allora mi esorto tutti quanti a partecipare a questa cosa. Se uno pensa avere delle competenze specifiche, nel senso uno dice mi intendo di giurisprudenza, adesso ho detto un caso, e che c'è il capitolo, allora può chiedere di partecipare in quanto esperto, in quanto dopo viene convocate le associazioni civili, viene analizzare i problemi attuali e assieme viene cercare delle soluzioni per disegnare il futuro, o meglio, il governo veneto che si insedierà fra un anno, ne auguro, fra un anno, e dovrà sapere in che direzione andare e attingendo a questo libro bianco e che avrà degli indirizzi specifici e la gente avrà l'impressione e vedrà praticamente che stiamo disegnando il futuro, perché o disegniamo il futuro, perché dire indipendenza è una parola vuota, perché fare indipendenza e basta vuol dire fare una piccola Italia, vuol dire stacchiamo un tocco con le stesse leggi, abbiamo gli stessi ladrogini, lo stesso debito, che avremo gli stessi problemi. Allora volevo parlare un attimino del discorso delle conversazioni nazionali perché è importante che tutti partecipiamo in qualche modo, a seconda delle disponibilità di tempo, di soldi o cosa. Si sta promosso dal plebiscito questo lavoro qua all'inizio, perché aveva un grosso consenso, si sta approfittando di quel consenso per partire questo discorso, però non è plebiscito, non è appartenente al plebiscito sta roba qua è della Repubblica Veneta Costituente, nel senso è di tutti noi, cioè se tutti noi altri partecipiamo, scriviamo le regole del prossimo Veneto, se non partecipiamo, potremmo mica continuare a dire Nasimanti, Valtri e Fasivaltri, purtroppo, cioè dovremmo sentirsi tutti coinvolti, tutti a dire sono parte in causa anche a me in questo progetto qua, pertanto così, però partecipo anche a me, partecipo, può ascoltare, dico la mia, oppure do la disponibilità per lavorare nei gruppi, che c'è da consultare le associazioni, che c'è un certo lavoro da fare, e non un lavoro organizzato. Lo sta portando avanti Giovanni della Valle, che io conosco, dopo sì, tutti abbiamo i nostri difetti. Se siamo qua, c'è perché bisogna che andiamo avanti uniti verso l'obiettivo. Piove che volevo dire, ma quello non è così, ma quello non è così. Perché qui distinguo, abbiamo peso di veneziani quando abbiamo perso con Napoleone. Noi abbiamo accantonemo tutti quanti un po' di orgoglio, un po' di errori, un po' del passato, magari nessun c'è santo qua, però abbiamo diciamo, tutti assieme andiamo avanti verso quell'obiettivo là, andiamo avanti nei vari progetti. E il libro bianco mi farebbe piacere che fosse tanta gente interessata e partecipasse tanta gente, ed è un'opera essenziale, direi la più importante degli ultimi 30 anni, perché finalmente si parla di futuro. Finalmente. Grazie. Ringrazio Silvio e adesso un attimo solo vedremo che lascio la parola a Lucio Pianigato che parla di tutto quello che era parlato.
grazie di essere qua. Malo questo, siamo queste qua. Non è che sei? Siamo l'evento. Sono qua, anche stasera, ieri sera saremo, dove saremo ieri sera? Abano, siamo qua. Ormai siamo in tour come una band da rock. Si sente male? Si sente male la casa? Sì, un po'. Meglio con questo? Meglio con questo. Abbiamo cominciato la riunione con la storia e che teniamo a cominciare con la storia perché è importante sapere chi siamo e da dove veniamo, perché se vogliamo sapere dove vogliamo andare dobbiamo sapere anche chi siamo, perché purtroppo quando succede delle guerre, e magari abbiamo passato una guerra con l'infame Napoleone o gli austriaci, quando un popolo è forte, ha delle radici molto forti, la prima roba che si fa è che taglia le radici. Se per far morire la pianta deve tagliare le radici. E noi altri ne abbiamo fatto questo in secoli di dominazione. E la dominazione è anche quella italiana, perché infatti nei libri della storia italiana si parla di Venezia, non si parla niente dei 1200 anni di storia o dei Bragadini o degli eroi veneziani, ma si parla delle 4 repubbliche marinare su una paginetta e mezza. Saremo tutto dei romani, imperatori da Roma, saremo tutto le guerre puniche, quanti elefanti che aveva Annibale, tutte queste robe qua, ma nessuno di noi altri conosce al manco 2 o 3 nomi di oggi veneziani, non sapevano niente. E questo anche a me può affrontare questo, perché mi sono avvicinato al mondo dell'indipendenza quando sapevo cominciare a parlare di indipendenza, perché prima che venisse abolita una legge, spiegare una legge in Italia che se facevamo riunioni del genere, con queste, sta abolendo nel 2006, nel 2006 sta abolendo la legge che puniva con un reato penale chi parlava contro lo Stato, quindi veniva con una connotazione eversiva contro lo Stato. E sta abolia perché per una vicissitudine successa dalla Turchia, che aveva fatto richiesta di entrare in Europa, la Turchia essendo uno Stato islamico, non vi ha neanche voluto dire che sta fuori dall'Europa perché sia islamico, ma gli ha cercato le altre scuse dicendo che la Turchia non rispettava niente i diritti dell'uomo perché la Turchia aveva una faida interna, una guerra interna con il popolo curdo, che è un altro popolo senza terra come noi altri, siamo un popolo ma non abbiamo niente, una nazione, e i curdi è divisi tra 3 stati, tra la Turchia, l'Iraq e la Siria, è un popolo senza. Allora i turchi avevano represso questa voglia di libertà dei curdi, che adesso ha raggiunto una certa autonomia, facendo delle stragi, i famosi bombardamenti di aver gasato i popoli turchi, i popoli curdi, anche bambini e donne dei villaggi interi. Allora l'Europa si era ripreso questo, ha detto Turchia te resti fuori perché te delle leggi che reprime, che va contro i diritti umani. Turchia deve stare fuori, però si è tolto la briga di andare a vedere se gli stessi stati europei avevano delle leggi che erano contro i diritti umani. E fatalità che ha trovato che l'Italia non aveva una legge fascista che la punia chi parlava contro lo Stato. Quindi l'Italia ha dovuto correre di pari, cancellare questa legge qua e avevamo potuto cominciare a parlare di indipendenza e non di autonomia, non di federalismo, non di quelle robe lì che a noi altri non ne interessano. Perché, ha detto bene la tua Petruna, che noi altri non vorremmo mia, come ha detto Silvio, non vorremmo mia e contentini adesso, siamo stufi di rosegare l'osso, perché ormai sento 50 anni che roseghiamo ossi. Siamo stufi di avere
dei politici ladri che ne rappresenta o che tenta di rappresentarlo. Non ultimo lo scandalo del Mose che abbiamo visto adesso, ed è comunque penso assicurare una montatura, malgrado sia stato commesso il reato, è una montatura che l'Italia la sta sfruttando molto bene per darne sui denti, perché non si capisce niente, perché adesso si danno un grande spazio a sta roba qua e si dimentica sempre i soldi che sparisse da Roma, a Roma capitale, tutte le truffe che state, ancora la truffa sul ponte dello Stretto di Messina, Casalinghi, che è una società che gestisce un ponte che non esiste, le 20 anni che lei esiste, 20 anni che è un consiglio di amministrazione, 20 anni che è segretario, chi fa viaggi all'estero, robe, truffe, leghe dappertutto, però questa qua la deriva giusta e la tira fuori giusta perché? Perché questi qua, sicuramente ladri, mafiosi, corrotti, contrabbandieri, tutti spacciatori, che tutti nel Parlamento, che tutte le categorie rappresentate, questa è che vengono a pennello perché sti veneti cominciano a alzare massa la testa, perché i ha promosso, i ha usato questo plebiscito, parla di un referendum per l'indipendenza, delle persone che si trovano a fare un po' di opere della meccanica e allora la repressione totale, pugno forte contro sti veneti che alza la testa e che abbiamo visto lo Stato allo sbando. Lo sbando lo vediamo tutti i giorni, dal filmato che ha fatto Dario all'inizio, è bellissimo quel filmato lì che riassume tutte le nostre battaglie, tutta la nostra storia. Abbiamo uno Stato che è talmente disastrato allo sbando e appena succede qualcosa in Veneto si fa amplificare questa qua e si continua a parlare, perché la che serve questa ai romani per dire ma cosa volevo altri i veneti che lo banca voi altri, ma quei che vanno a le mie veneti gli italiani quelli che vanno a perché ganano gli italiani non sono gli italiani gli veneti in affitto, perché quando mi parlo dei veneti dobbiamo cominciare a darsi anche uno stile di vita veneto se vogliamo cambiare, perché dobbiamo anche smetterla, perché tanti di noi altri la colpa di quel che è successo neanche colpa nostra, diciamocelo, in primis se abbiamo una classe politica e ladra, non è che questi qua si venuti giù dal cielo col paracadute e si dobbiamo trovare lì, li abbiamo votati noi altri, quando dico noi altri, mi metto dentro a me, malgrado non vado a votare da 15 anni. Quindi noi altri parliamo di indipendenza, sia chiaro, indipendenza vuol dire uno Stato veneto che attualmente cominceremo a rendere indipendente una regione italiana che è il Veneto, quindi un bel confine a Peschiera, un altro bel confine a Portogruaro sulla 4 e confini non vuol mica dire mura alte con filo spinato, non siamo mica a questi livelli qua. Potremmo essere, se in Slovenia non c'è nessun confine da passare, decideremo dopo se stare nell'Europa o no, mica la mia idea o altri che lavorano in altra, decideremo se stare nella Nato o se sta fuori dalla Nato, ma questa sarà cosa che deve decidere il popolo attraverso la democrazia diretta, cosa che manca qua. Perché tutto quello che sta succedendo di politica interna ed estera, noi non decidiamo più niente, siamo parte di un sistema che ne sta portando alla rovina totale, perché le gestiamo da poteri che è forti, oltre Italia, e qua in Italia si trova il teatrino che segue a ruota e che lancia queste cose qua. Quindi arriva il programma e noi altri, attraverso i nostri politici, che noi anche stai eletti tra l'altro, non siamo, cioè, siamo in una situazione talmente di sbando che se anche la struttura politica italiana. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica, lei è Re Giorgio II, la seconda volta, che aveva promesso
a tutti gli italiani non mi presenterò per il secondo mandato, cioè che 60 milioni di italiani dico va bene che 30 e mezzi delinquenti, altri 15 in Genaoia, dico cataremo su 1 milione di italiani una scelta di Qatar fuori uno che sostituisce il vecchio, giusto? No, lui sa dedicare alla nazione per il bene della nazione, cioè che ha promesso che non se lo trovavano un'altra volta e alla splendida età di 80 anni, 89 anni, un giovane, lanciamo un giovane, giusto, della serie dopo parla sempre del largo ai giovani, dei giovani, bisogna rinnovare, 89 anni si rimette lì, fare il bene della nazione. Quindi abbiamo un Presidente della Repubblica che manca la parola. Abbiamo un Senato della Repubblica che non che ha legato, ma la Corte Costituzionale che ha detto che lei è legittimo. Cioè, in base alla legge lì, quel porcellum, non è valido, però lei ha detto non è valido, però è gay, quindi tegnino. Va bene, dico, avanti. Abbiamo il Parlamento che nessuno dei altri che ne ha eletto uno del qui dentro. Fogli preparati dalle segreterie dei partiti che andasse a votare solo il simbolo e dopodiché la lista l'era già fatta in base a quanto uno la lecca ai piedi o a quanto uno la rubava, era in classifica top, giusto? Non in classifica top merito, ma in classifica top ladrocinio, e quindi questa è la nostra classe politica. E infatti i risultati che abbiamo visti che è quei che è un astensionismo sempre più alto, che la gente non si riconosce più. Anche al Veneto, alle ultime elezioni regionali, che è sempre stata la regione prima per presenza e per partecipazione alle votazioni, per parte delle ultime regionali che si andava a votare il 60%, quindi che sta quasi un 40%, il 38% di astensione. E siamo a questo è il quadro politico in cui noi altri si muoviamo. Perché se presentiamo a voi altri con questa associazione, che al momento è un'associazione nostra, che ha legato per l'indipendenza. Allora, il 14 di marzo, quando ho deciso di lanciare questo, l'ho fatto a seguito di, che sta il movimento dei forconi del 9 dicembre che avevano lanciato questa qua, che è stata una scommessa, se l'abbiamo trovato mi pare nel nord Italia, dopo che era un altro pazzo scatenato nel Lazio, e in Sicilia abbiamo detto proviamo ora la protesta, siccome che tutti si lamenta, muoviamo la protesta, vediamo cosa succede in questa penisola, cosa succede, perché se tutti si lamentano, tutti parlano, te vai al bar, dico le intercettazioni anche del magistrato, quindi non è che posso, mi ha detto Elovera che l'ha detto questo, te ieri registrare, quindi 2 anni che te ne ascolti, cioè se andiamo al bar, tutti parlano di omicidi, fucilazioni, ghigliottine, bruciarli tutti, Grillo addirittura ha dato le coordinate dei bombardamenti per il Parlamento, cioè non lo somiglia solo 1000 versivo, se te vedi in qualsiasi bar del Veneto tutti quanti parlano di stragi di massa, dei fossi comuni, bombardare, tagliargli la testa. Allora dico, se la gente è così arrabbiata, dico al Marco, dico di fare robe violente, ma Marco vieni in piazza, esprimiamo il nostro dissenso. E allora che sta lanciando questo qua, e partì a questa protesta del 9 dicembre, che era questa chiamata dei forconi. E cos'è successo? In quel periodo lì ho girato tutta la penisola non arabica, italica, e ho fatto vari incontri, e il risultato finale resta che chi sa ribellare contro il sistema veramente e seriamente resta il Veneto, perché dopo le altre regioni, Lombardia che sta un poco, ma le sta gestita da fazioni politiche di destra, Piemonte zero, Liguria non sapeva neanche cosa succedesse, Toscana non ve ne parliamo, Emilia Romagna 3-4 presidi così improvvisati, Marche poco niente, e più te ne so
zero. E lì ho visto anche, deve servire tantissimo, perché il Veneto, cioè vedete che abbiamo un particolare, dice che siamo more, è vero che siamo more, siamo sempre i primi, si fa la tassa nuova e non botte per arrivare in posta per pagarla per primi. Però ho visto anche che i veneti, ha un'imprenditoria che la mette in tutto, anche nei presidi ad esempio, i presidi del Veneto, erano tutti ultra organizzati con cucine, riscaldamento, posti vicino all'autostrada, fatti bene. Tendesei nei presidi in Emilia Romagna, per dire a Reggio Emilia, a Parma, la tenda invece con 4 pali, piantata insieme ai cuboli, con la stua di legno a legna che la fanno fumegare a bestia. Cioè, noi altri invece col wifi addirittura suave, cioè organizzati in maniera veramente fantastica. E partecipazione. Dall'altra parte partecipazione, che sta una settimana, dopo basta. Allora ho detto, ma questa, quando mi aveva proposto questo, ho detto, sì, femola sta cosa qua, che voi veda chi si muove. E infatti, il risultato non aveva mia dubbi, ma ho detto femola, e vediamo cosa si muove. Si è mosso il Veneto. Gli altri, improvvisati, e basta. A seguito di questo, naturalmente, le sta una cosa che allarma i nostri servizi segreti, le forze speciali italiane, diciamo noi, che dico, sti qua, va in strada, blocca le strade, che aveva già loro pronto il mandato d'arresto per me, già per quello, però io ho visto che sta la partecipazione, perché l'Italia, ricordiamoci sempre come la ragione, se te vai fuori da solo a far casino, diciamo che ti porta via. Se te vai fuori a far casino e ti chiede Dio, 1000 persone, aspetta, perché loro ragionano sempre con l'opinione pubblica, perché gli italiani, italioti anzi, perché tutto quanto va da passare in sordina e va da far vedere che siamo un paese normale. Questo è il messaggio dell'Italia. Quindi alla stare, dopo quando è successo che si è innescato plebiscito che aveva fatto questo referendum, che mi ho dato una mano a farlo, ho detto adesso bisogna che cominciamo a parlare senza mezzi termini di un partito unico che vada alle regionali. Perché? Perché i veneti, no, i veneti non sono degli stupidi, vi dico già, siamo avanti 20 o 30 anni noi degli altri, malgrado che l'apparenza se lamentemo che ma no, altri veneti, no, in sé noi altri, se siamo così da noi altri, pensa come i messi toscani o delle altre regioni, quindi noi dobbiamo essere fieri di quel che siamo dovuti fare. E ho detto, fermo sto partito, te vedrai che quando fa il partito, i viene torna e passa, quindi esageriamo, e gli è venuto torna. Perché sti qua, gli ha fatto su, gli ha misciato, plebiscito, forconi, rivolta, e il tanco, magistrato, naturalmente vi dico mi fa le inchieste perché ormai quando mi mette dentro uno anche per pedofilia o per altre robe sto fermo perché te ne vedi talmente tante questi qua, chi fa delle robe che finché non vede la sentenza, guardai anche gli omicidi di Iara, cioè adesso quando metti dentro uno non sto attento a dirgli c'è fa il colpevole, perché non ti segna cosa chi fa sti qua, gemo in mano, gemo dei passi incapaci che non ti segna cosa chi combina su. Quindi prima di vedere le robe ho visto nell'inchiesta nostra, cioè degli avvocati che mi scrivono da Napoli e in Sicilia finché sono dentro, che mi dicono non siamo mica d'accordo con te per l'indipendenza del Veneto, ma quello che va fatto a voi altri è una cosa che non è scritta da nessuna parte, in nessuna legge italiana, in nessun manuale di procedura penale, non è scritto che ti deve da arrestare 24 persone per l'ideale. Cioè io mi sono dichiarato prigioniero politico immediatamente e il magistrato mi ha detto no ma guardi che non è politica, io te lo dici te non è politica, te lo dici te, ho detto dimmi perché sono dentro. Al mio avvocato quando siamo nel processo del riesame e che ha chiesto
lasciamo stare, ha detto la storia del Veneto, lasciamo stare l'indipendenza, lasciamo stare tutta sta roba, a me non mi interessa niente come avvocato. Dimmi perché chi ha legato lì dentro. Dimmelo. Cioè, cosa hanno fatto? Cioè, per dire, il capo d'accusa più grave che aveva lì, che ha legato assieme agli altri, dà il via all'alleanza veneta. Boh? Allora, il magistrato scrive una roba, metto il cubo di carta, e qua che metto il cubo di carta dei rossi che ne gas seguire per cercare tutto quanto. Il mio avvocato che dice, scusa, ti dice che chi ha legato l'ha dato vita all'alleanza veneta, questa associazione ultraeversiva che si faceva le riunioni no, in mezzo ai boschi, i ristoranti facevamo. Il giorno tra dei tali al ristorante Y sul lago di Iseo. Boh. I Rossi scrive il giorno tra dei tali al ristorante tra dei tali che ha legato una gara mia perché lei era a Brescia e che sta fino alle 11 e alle 11 chi ha legato sale in macchina e va a Jesolo da Brescia, va a Jesolo lo stesso giorno e chi altri mi vendono mi vengono mai fuori so quanto ragione che posso fare perché mi fanno dai 70-80.000 km all'anno, quindi mi fa anche piacere comunque, vabbè, quindi mi dice i Ross, mi scrive che parto alle 11 da Brescia e vado a Jesolo. Da Brescia a Jesolo, siamo pratici, e vuol 2 ore e mezza. Però il magistrato scrive che alle 2 sono sul lago di Iseo. Allora il mio avvocato ha detto, porta pazienza, chi ha legato l'elicottero non è la mia. Ma se all'1 e mezza il Rossi conferma che ha legato sul palco del Palasport di Jesolo perché andava a fare una conferenza e ti dici che alle 2 era sul lago di Iseo, me l'hanno fatto, cioè con le carte in mano, quindi vi parlo di carte in mano, pensate con chi avevamo a che fare. Questo era il capo d'accusa più grave che avevamo. E il secondo era che mi aveva un'intercettazione telefonica dove dico bisogna tagliare i pali dell'alta tensione. Il magistrato mi fa, allora detto questo, che è scritto, te che è scritto, ragazzi che la bobina, no, ma cosa intendeva? Ho detto, intendevo che per raggiungere, ho detto, un certo risultato bisogna fare come in Tirolo che quando chi ha voluto raggiungere la regione a statuto speciale, gli ha cominciato a tagliare i pali della luce e gli ha militarizzato tutto, però dopo gli ha concesso, perché questo Stato qua concede, segretariamente concede, se no non concede niente. Ho detto questo, bene? Ma vi ho trovato con la motosega sotto il palo? No, vi spiego, mi viene da ridere, ma mi sarà lì, cazzo, davanti a sto qua, che mi guarda con 2 occhi così, mi viene da piangere, ma sto qua, mi arrivano o non mi arrivano mia? Perché la paura, lei che non mi arriva mia, perché se non mi arriva mia, intanto sto dentro. No. E intanto le guardie carcerarie, l'80% calabresi e siciliani mi dice, ti aveva, ma che c'è sta favo dentro? Cioè, perché le guardie carcerarie, i miei avvocati che sia, perché dopo 48 ore che si capivo cosa ti fatto, e gliene vedete tutti i colori, ho detto, ma manda io fuori dai coglioni che siamo stufi di sentire Veneto libero, che ha legato libero con fuori dal carcere. Per dire, però intanto te sta dentro perché sti guai ti tieni dentro, te metti lì il parcheggio, il settore del suo tempo. Quindi questa è l'Italia, un paese allo sbando, in tutto, dalle istituzioni a qualsiasi cosa allo sbando totale. E noi siamo dentro, come Veneto, come regione, che se guardate le classifiche delle regioni d'Europa, non degli stati d'Europa, ma delle regioni d'Europa, che è diverso da stati, le regioni vuol dire la Bavaria in Germania, vuol dire la Sassonia, queste regioni noi siamo tra le prime tre per reddito. Parliamo che di skate, i veneti che piace il skate, parliamo di skate. Tra le prime 3 del Veneto, la Svizzera, il Veneto indipendente, ma dove voglio andare che si piccoli, dove voglio andare che il Veneto da solo fa ridere, come ridere,
A me mi fa più ridere la Slovenia, mi fa più ridere la Macedonia, mi fa più ridere il Kosovo, con tutto il rispetto per questi stati qua, ma mi fa più ridere noi. Davvero, il PIL veneto è superiore al PIL dell'Ungheria, della Croazia, della Slovenia, della provincia di Vicenza, raga, il prodotto interno lordo pari al Portogallo. La provincia di Vicenza, dove volevo andare da soli, ma non la sera andare da soli che vi facciamo vedere avanti, perché non ve la farei mia, non ve la facciamo mia, è vero, è un grosso problema. Se noi andiamo da soli e per caso diventiamo indipendenti, mi avviso subito dei due grossi problemi che sarà per tutti quanti. Primo, che sarà un grosso problema che sarà talmente tanti schei e che sarà il pubblico, perché il pubblico la prima brutta parola, perché per anni le sta portando in uguale inefficienza, disastro, ruberie, ma il pubblico su certi settori adesso abbiamo degli stati diciamo, a linea socialista, il socialista vuol dire il comunista, socialista quel buono, diciamo. Abbiamo dei stati, non dei ex stati dell'Unione Sovietica, ma abbiamo la Danimarca, che dice qualcosa, la Norvegia, la Svezia che sta male, sta tanto male. Pensa che là i dentisti e tutti i pubblici, pensa che ti chiede a cambiare i denti e ti paga solo Stato. O la Svizzera sta male che Svizzera, cioè la Svizzera è un paese piccolo, infatti sono in Svizzera l'ultima volta, sta veramente, c'era uno che aveva 4 Lamborghini, che aveva, cioè stasera mai quelli, perché tutti i giorni, o fuori con quella nera o con quella bianca. Cioè, gli problemi anche alle banche in Svizzera, gli tutte messe male, cioè tutte lì, che baccola, cioè, pensa l'UBS svizzera, ma pare che la sia la terza banca mondiale, ma sta male. Quindi da piccoli non ve la faremo niente, dove volevamo andare. Quindi ne sta, dopo che ne ha cambiato la storia passata, e comincia a darti queste iniezioni di dire ma stiamo bene, l'Italia è unita, l'Italia è un grande paese, made in Italy, davvero, l'unica roba che è restata in questo paese qua, che quando mi domando sempre, perché non dico prime 3 robe che è da essere orgogliosi di essere italiani, 3, no tante, 3. E comincia a girare gli occhi, quindi rispetto alla scuola no, la sanità no, la politica no, l'esercito no, cioè, si è tutto sbattere a testa di guarda, fermo, te lo dico mi. L'unica roba che dobbiamo essere orgogliosi di questa Italia qual è il Made in Italy. Ma se dobbiamo vedere Made in Italy, scusa un attimo, dov'è questo Made in Italy? Ma perché abbiamo le eccellenze del Made in Italy. Io mi vengo dal settore arredamento è il mobile italiano da ricercare in tutto il mondo. Ma abbiamo l'abbigliamento, abbiamo l'orafo, abbiamo le concerie, abbiamo l'agricoltura, i prodotti agricoli, gli alimentari. Ma quante aziende venete questo Made in Italy qua? Io ho paura di fare un Made in Veneto. Io mi lavoro con la Russia. In Russia cerca i prodotti italiani, lo diciamo italiani, li cerca, però io vuoi sapere da dove vengono questi prodotti italiani, perché ormai è capito, dice ma il Made in Italy, ma da dove sito ti dice? Sito da dal Veneto, no, dal Veneto, allora se fa il bonifico, perché invece parte che lei inculate anche lì che non finisce più, perché siamo sempre a prezze su queste cose qua, quindi noi altri cosa che abbiamo paura di perdere. Cos'è lo che se stacchiamo e se torniamo a essere quelli che dovevano essere, abbiamo paura o abbiamo il timore di questo? La seconda roba, che quella ve l'ho tenuta per ultima perché è grave, quando diventeremo indipendenti bisognerà cambiare stile di vita. Ad esempio, adesso che non avevi a tempo di andare al centro commerciale con vostra moglie per sabato, avevi tempo di andare al centro commerciale con vostra moglie.
e quella è la roba che mi terrorizza, non so sa, perché avere tempo per la famiglia non è del peso che andare con la moglie a comprare le scarpe o un lampadario che viene da suicidarsi, perché sta la cosa. Cioè questo è quello che ne aspetta. Quindi non parliamo mica solo dei soldi, non mi piace mica parlare solo di storia o solo dei soldi, mi piace parlare di una roba che le anni che lo dico, che si chiama qualità della vita. La qualità della vita non è mica data dai soldi, perché in Italia c'è gente che non ha soldi e c'è gente che ha tanti soldi, ma la qualità della vita è pessima per tutti e due, perché se non te hai i soldi te hai i pensieri, e se te chiedi, forse te ne neanche dei più grossi, perché qualcuno ti ferma per strada, scusi questa macchina qua te che gira con la dichiarazione dei redditi, te che da spiegargli cosa ti hai fatto nella vita tua, cioè a sti qua che ga rubaffi a ieri o ai vertici ad esempio della Guardia di Finanza, che mi sembra che 15 giorni fa gli arresta il numero 2 no, stia, pensavo fosse che se basta e il 2 cioè quelli che viene dopo l'1 e l'1 non sapeva niente per sempre. Lui non sa niente, perché se ti viene un controllo di Guardia di Finanza, ti ferma l'autista col camietto, indaga l'amministratore indaga. L'ultimo operaio di indagare l'amministratore, ferma il numero 2 per tangente corruzione, i soldi in giardino, i soldi in giardino, che accade su, era 300.000 euro per te nei giardini, e l'uno non sapeva niente. Non sapeva niente di fare. Cioè la mia resta il maresciallo di San Bonifacio e ti dice il comandante di Roma non poteva essere vero. E il numero 1 non sapeva niente cosa fa, si dice, ma che cattivo è. E quando ti ferma, a me si mi ferma, perché ho la foto in macchina ormai, adesso numero io guarda, sono amico di questo, lo dico, a semendare, non ti riconosco mia. Cioè, il ha ancora il coraggio di parlare di istituzioni e di attaccamento alla patria, questi ladri delinquenti qua. Ma che da dentro anche vertici dei carabinieri, vertici della polizia, e queste sono le istituzioni che Cavalleria proteggono, che è sempre a proteggere la signora Cinzia, lì vedo che quando i ladri e la Vicenza la chiama i carabinieri viene subito, giusto Cinzia? Ecco. È così? O la nostra amica là che ha avuto 5 furti in 5 anni, ma è normale, chiama i carabinieri, arriviamo da Valese a Operan, so quanti chilometri è? 2, 3, 6 km, 2 ore e mezza. Cioè io vengo col carretto cargo, penso lì, cioè te li metti manco. Però per venire da noi alle 5 e mezza della mattina, giusto 800 carabinieri in Veneto gli ga trovai. Bene sì, quelle che le forze militari leghe sempre. Quindi noi siamo in questo stato qua. Ma che modo avervi da paura di questo stato qua? Io non ho più paura di niente, scusami un attimo. Io ho passato tutte denunce, mi ha messo dentro, ho avuto questa roba che mi aspetto, è un puntino rosso qua, vabbè. Ma io non ho più paura di questi qua. Questi qua gli è lo sbando totale. Gli sta facendo le ultime mosse, questi gli ultimi colpi di coda di un animale che sta morendo, stramazzato. E sta facendo le ultime robe che saranno le ultime robe di portarne via un prelievo dai conti correnti o fa queste robe qua perché ne viene altre da fare. Un mese fa ho fatto un ritrovo, dico un altro piccolo aneddoto per capire come siamo messi. Ho fatto un ritrovo dei militari di quando siamo venuti, saranno i paracadutisti del nostro scaglione se che abbiamo trovato a fare un ritrovo alla caserma paracadutisti a Pisa, la mitica Folgore, che me sono ancora orgoglioso di aver fatto parte di questo. Andiamo alla caserma di Pisa e se ritroviamo tutti quanti un po' il sovrappeso naturalmente, dagli anni che facevamo, se contavamo ma saltavamo da lì all'altra, ricordi, adesso saltiamo da una tola all'altra. Andiamo nella caserma dei paracadutisti, quindi non nella caserma della fanteria di Foggia che lei sempre sta bragata, nella caserma dei paracadutisti dove al tempo se te buttavi una sigaretta per terra ti veniva messo al muro,
che era tutto che filava liscio. Adesso, dopo 30 anni, andiamo in questa caserma, ripeto che è uno dei corpi d'elite dell'esercito militare, cosa troviamo? Erbe alte così, edifici metà diroccati, militari che camminano con le mani in scarsera così, fuori dallo spazio, sporcizia. Attenzione, entriamo nella caserma, che se questa vado a fargli un articolo che lo mando perché vuoi far saltare il comandante della caserma, ho fatto saltare un direttore dell'ufficio di ho fatto saltare uno della finanza, ho fatto saltare 2 sindaci, ne manca l'appello il sindaco che tiene, che lo fa saltare tra bravo e fa saltare in una caserma dei paracadutisti, entriamo e facciamo un foglio fatto a mano e diciamo questi è qui che va dentro e scriviamo, saremo una quarantina e diamo il foglio al piantone, all'ufficiale del picchetto, ciappa il foglio, va bene, entrate. Ma vi risulta mica se chiede già un documento per fare la caserma, guardate, ma siamo preso questo documento. Mi appena mi fuori da galera, tra l'altro indagato per terrorismo, cioè mi spiego, e vado dentro la caserma, se io sono udito all'ufficiale che mi accompagna in giro, ho detto che è ancora l'armeria là. Sì, fa che ancora, ho detto dai, fate fare un giro, ho detto scherzando, ma no, fanno sempre mia, dai, ho detto fammi provare, ho detto che cosa, cioè, mi spiego, siamo dentro in 40, nessuno in a guardare se saremo in 40, se siamo venuti fuori in 40, perché capito non potrebbe essere ancora dentro, questo succede nella caserma dei paracadutisti del Pisa, ok? Succede questo è lo stato con cui abbiamo a che fare noi, ma che non avrebbe paura di mettere questa gente qua? Siamo solo annebbiati dalle notizie che ne dà, siamo solo annebbiati da dire ma aspetta adesso arriva Renzi, proviamo a aspettare ancora un pochettino che forse che la femo, forse non è mia così mai, ma guardate che vi ancora voglia di aspettare i miracoli da questi miracoli non ve ne fa niente, questi è solo buoni di fare disastri questi qua. Da questi non ti può aspettare niente, questi qua che manda avanti adesso non è altro che i fiori di quei che hanno fatto i disastri prima e i fiori dei genitori che hanno fatto i disastri, altro non può fare che disastri. Questa è gente che non va mai lavorato, mai fatto niente, e te manda avanti al ministro del lavoro che avevamo uno che era il capo delle cooperative, lì quel con la barba, quelli allo sviluppo delle cooperative, che ha detto che l'unica azienda che va bene in Italia è le cooperative, forza, a vendere le tasse, ma pagare la lira delle tasse, un sacco solero che se ci dà il parola, che se ci dà il dipendente, nessuno paga niente, le perdite diventa pubbliche e gli utili si mette in scarsera. Sono buoni tutti quanti. Abbiamo le aziende nostre che sta scoppiando tutte una dentro l'altra, le sta saltando. Abbiamo aziende che le invidia in tutto il mondo, in invidia, e noi li stiamo regalando all'Austria, alla Slovenia, alla Svizzera, cioè quelle aziende lì che ne va via, un'azienda veneta che si trasferisce in Austria, dove la passa da una tassazione non del 46,8% che dice i dati della CGA del Mestre, che viene caro, scusa la parola, che una tassazione che la va dal 74% anche dei dati che arriva fino al 110%, come 110%? Sì, le aziende che fa 100 e paga 110, perché con gli studi del settore, con gli anticipi che ti domanda, anticipi su robe, con soldi che non ti mai, cioè stiamo pagando gli appunti a conto saranno del 101%, cioè magari ovviamente, cioè te vai a ordinare una roba ti dici uno, se costerà 1000 euro, beh dammi 1010 euro e te la ordino dopo che mi dai il saldo, però chi sei di quel che ti viene, cioè ne fa passare queste robe qua, quindi quando arriviamo ad accettare queste robe qua, l'ora sarà l'altra, ma non è l'ora che si svegliamo fuori, siamo d'accordo qua? Le ore che si svegliamo fuori, perché non possiamo più continuare
continuare a lamentarsi e permettere che chi fa garanzie a casa nostra? Perché sta portando via tutto. Le aziende non sono più competitive. No, non è che sia qua uno più furbo che dice ma mica la Fossi, e magari uno che lavora di più, ma le aziende sono tutte cotte e i dipendenti sono cotti in capoeira ormai, perché una volta era normale lavorare il sabato e la domenica. Uno sa costruire la casa e ti dice il problema dell'evasione, no? Il problema non è una banda che sia l'evasione, mica lo dico la comandante della finanza. Ho detto, sa quanto è evaso, che era ancora le lire? Sa quanto è evaso l'anno scorso? Fa non mi dica questo, no, ho detto, te lo dico. Al tempo ho detto, ho evaso imponibile per 100 milioni di lire. Ma guarda, e ho detto, sento dove io portai quei soldi lì? Io portai né a Monte Carlo, né alle Cayman, né alle Seychelles, né alle Isole Azzorre, dopo sa che l'Irlanda. Io restai qua. Io restai qua perché con quei soldi lì io tirei via lo Stato e io ho dato ai miei dipendenti per fare lavoro straordinario. Questa è l'evasione che secondo me ho detto, beh, non ti è mica per i soldi, ma ti è per qualcun altro. Quante volte hai avuto ciappare i soldi dell'IVA? 4 volte, ti è ciappare una volta solo, no? Non ti è ciappi da me, però ti ciappi da me dipendente che può portare la sua famiglia in ferie, oppure se compra la macchinetta da tagliare l'erba, o se compra la macchina, o se fa la casa più bella. Perché fatalità tutti quanti noi altri che abbiamo investito sulla casa, perché credemo sulla casa. Perché siamo mica un popolo nomade, siamo un popolo stabile, ne piace la nostra terra che è bellissima. Prima regione d'Italia per turismo, il Veneto. Siamo riusciti a fare turismo a sottomarina. Ma che segue? Con tutto il rispetto del sottomarino, che vivo quando vola, siamo riusciti a fare turismo a sottomarina. Sapete che ci sono? Col fosso che viene fuori, con l'Adesi che viene fuori, che suppia fuori quello, e il po' che suppia fuori da quello, che la corrente la porta per su, giusto? Ed è io i campi della Radici. Siamo riusciti a fare Miami Beach a sottomarina. E che è delle regioni che, lo dico ai miei amici siciliani, affittene la Sicilia, da Sicilia in affitto. Se diventiamo indipendenti, perché daremo una mano a Sicilia per ne dare in affitto e la faremo viaggiare a 10.000. Che la gente che c'ha ieri per andare alle Canarie, che l'acqua fredda te può fare il bagno, in Sicilia te fa il bagno da Pasqua a Natale. Giusto? E noi altri dobbiamo andare agli alberghi e a guadagnare gli alberghi a sottomarina dal 15 di giugno al 15 di settembre. 3 mesi. Perché dopo i 3 mesi andiamo nei campi piantare radici e capuzzi. Quindi che siamo ancora, ma bisogna che femo presto, perché sta qua non può mica andare avanti tanto, perché i giovani stanno andando via. I giovani va via, e se va via i giovani siamo finiti. Perché non è più un imprenditore una volta che aveva la voglia di dire fa per me fiore. Manca l'operaio, non è mica una battaglia di operai o di dipendenti, non è mica una battaglia di destra o di sinistra, è una battaglia di tutti noi altri che dovremmo fare questo. L'indipendenza se la meritiamo, e la indipendenza, come ha detto Silvia, non dobbiamo mica a chiederla, dobbiamo dichiararla. Perché abbiamo fatto questa associazione? L'indipendenza la va a dichiarare, non la va mica chiesto, scusa per favore, posso, che altri da dire, cosa voto? Va buono? Sta fermo? Non chiediamo mica altri, potremmo avere un po' più di federalismo variabile, a geometria variabile, cioè Zaia e gli dite tutte. Mica sto io che non morì, ho detto che grazie quando vengo fuori dalla galera, perché come la metto ora che quando si sta in galera la chiamava, ho detto grazie a Casalvini, ho detto grazie, di fatto quando ti sei dentro la solidarietà, se è legata ai centri sociali, la puoi ringraziare da qui, la solidarietà va sempre a ringraziare le persone, sempre. Allora ho detto Zaia. Svegliate perché qua stanno morendo le persone
oltre alle aziende qua, che è quasi 300 persone che si attacca via con la corda che era nel filmato, e persone che mi chiamano tutti i giorni perché i gaoia è comparse. Basta queste robe qua, non possiamo più accettare queste robe infami, che uno quando arriva che non gliele fa più dipendente, operaio, che abbia l'unica alternativa attaccare via una corda e mettersela al collo. Io suggerivo anche che insieme con la dichiarazione dei redditi ti fornisce il kit dell'impiccato, la scatoletta dove è dentro i 5 metri di corda e chi ne metta dentro anche le scarpe antinfortunistiche e il caschetto, che dopo che non ti impiccato non venga uno deluso a farti la questi qua, i fa ste robe qua e viene da ridere, ma questi fa ste robe qua, c'era qua, vero Valentino, la fiola di questo ragazzi paga multa di 1.300 euro perché l'ha messo vetrina e la lista. Perché non ha sostituito cartellini, vetrina nel ecco, no, mi spiego, cioè, lei è una pericolosa terrorista Sofiola, perché fare che le robe lì la va perché se mi Sofiola la metteria dentro e gli arresti intanto, insomma, controllare un attimo, perché uno che fa una roba genere, lei da tenere controllare. Il sindaco detiene che ha vietato l'ingresso a questa bandiera alla festa dei popoli, che era una boccia dei quanti anni aveva? 9 anni, 10 anni, 12 anni. Perché ho detto, scusa bambino, ho detto sul palco, perché volevi andare alla festa dei popoli? Per andare a vedere le altre bandiere, per portare la mia bandiera. Cari carabinieri, arrestatelo, arrestelo sto boccia qua, terrorista. Mi fa arrestare queste persone qua, ma chi altri che roba non è tempo. Le indagini con Orsoni che dichiara, è vero, ho preso 400.000 euro, però ho detto, ritorno a fare il sindaco, gli ha dovuto telefonare a Roma e ha detto Orsoni cavete perché insomma te l'hai fatta con massa grossa, cioè l'ha ammesso e ritorna a fare il sindaco. Siamo a questi punti qua, questa è la classe in marcia che ha prodotto l'Italia, che ha prodotto il marcio dalle fondamenta al tetto. Non è più niente da salvare, l'orgoglio nazionale non è più, non è mai stato, perché mi vergogno di essere italiano. E quando vado fuori all'estero vi dico, mi dice Italian no, vuoi cavarmela via che la roba lì di essere italiano, vuoi cavarmela via perché non potremo mia, lei è la base di inizio per cambiare il nostro futuro, dobbiamo cavarsi via quel marchio che abbiamo lì, che è brutto, perché ormai ti prende per il culo quando sei italiano all'estero. E il ragione perché il limite è da essere la vergogna. Sarkozy stasera le sta a indagare, arrestato, ho messo in arresto il presidente, ma figurate se qualcuno qua va da Napolitano e dice guarda Vecchio che ti avevi fregato i biglietti di aerei là in Europa, vai a dire che le robe non sono mie, è intoccabili, ma è intoccabili anche quando diventa presidenti di un consorzio. Cioè siamo a livelli che ormai sta burocrazia ha prodotto dei mostri che e ti dice che il problema della l'evasione è che abbiamo 5.000 rotti enti, l'ha detto ieri sera, di cui un terzo è in perdita, secondo me è anche 2 terzi. Comunque un terzo di enti inutili che serve solo a versare dentro il sangue del nostro lavoro. Ma senza andare solo, a guardare solo, guardate, non è un problema del nord e sud. Guardate, colloquiamo tutti i giorni con gli amici siciliani, calabresi, che gli va un applauso, perché combattere la zoo contro l'Italia non è mia come combattere qua, è molto più dura combatterla, perché da querer combattere contro l'Italia e contro la mafia. E qui là viene torta a casa la sera, quindi i va progetti. Guardate qua, guardiamo se noi dobbiamo guardarsi qua, basta dire che il problema nostro è perché la zoo gli ruba, come ha fatto qualche dunque che ha la bandiera col cerchio là, con la razzi di Ghisa. Basta 20 anni di dirne che il problema è colpa di quei zoo. Basta dire che il problema è colpa di immigrati, dei singoli. No, il problema è nostro. Se sappiamo i problemi che abbiamo qua, dobbiamo risolverli qua, gli altri si arrangeranno. Adesso gli cambiamo qua. E mi ho sempre detto, ti hai fatto delle promesse, mantienile le promesse.
No, perché la colpa agli altri, la colpa di l'altro che mi guarda mai. No, la colpa tua che ti sei lì nel posto dei comandi e non ti fai niente. Ma qualcuno mi ha risposto che aveva dato chi di politica non ti capisci niente. Un deputato col fazzoletto verde a tempi 10 anni fa mi ha detto io mangiare gli altri, voto che mangiamo meno altri. E ti risponde così, te? Ti risponde così? Mi la carica mi ha offerta 2 volte, io dico no grazie, perché mi vuoi parlare. Se mi prepari uno o l'altro, non vi domando io prima la tessera del partito. Se l'altro, sia di destra o di sinistra della Lega. E i casi che l'hanno lui anche a massimo, non mi dà contro la Lega, che contro i vertici che per 20 anni negaccia per il posteriore. Perché abbiamo dato tutti quanti la fiducia in questo. E invece non porta a casa niente. Una roba, dico, 20 anni si siete dappertutto a governo a Roma, in regione, in provincia, nei comuni, mentre io, una roba, non 3, un vantaggio che dovremmo dire, no, tante, una, insieme, tasse che io sbassavo, perché niente, io ho fatto delle leggi assurde. Fate se no, altri non avevano maggioranza, non che serve mia la maggioranza, che serve la gente decisa e onesta che vada lì e che batta i pugni e che dica mi vuoi far saltare il sugo qua. Perché il sugo è semplice. Noi altri da fuori vediamo la Fino Chiaro che gli dice su alla Meloni, la Meloni che gli dice su a Calderoli, la di su che quei nuovi, le insemenia della Boschi, quella che è andata a cattare il Marì, che l'ha fatto l'annuncio come buona a cattare il Marì, Renzi, c'è questi giovani, si dice su, ma poi a votare che non si può mia, che è l'immunità ancora per i senatori, e la votare a destra, a sinistra e Lega, tutti la votare. Quindi è i sughetti del potere che noi altri stiamo lì, ancora col pensiero di poter decidere qualcosa. Noi non decidiamo niente, siamo carne da macello e basta. Loro continuano a fare i suoi sughetti e noi stiamo lì a subire quello che fa. Dobbiamo cavarsela in presa, dobbiamo fare uno Stato nuovo impostato sulla lealtà, sulla fedeltà e sull'onestà. Questo dobbiamo portare avanti, perché sennò ne veniamo via fuori. Perché abbiamo fatto questo gruppo? E arriviamo solo. Chi ha legato per l'indipendenza, perché chi ha legato le aspirazioni no, è un'associazione. Noi come primo scopo, ho detto, non trovare né il marchio chi ha legato per l'indipendenza alle regionali, non lo troverei, a meno che qualcuno questa sera, ossia, non so, lo vuol fare da sponsor, ma bisogna che tiri fuori a Marco da mezzo milione di euro in su, perché per fare le regionali che vuoi quei, boh. Quindi le tessere gold di Efemo vuol farvela stampare oro. Dovremmo mettere uniti tutti i gali nel Polinar che è nel Veneto, i baruffanti, e dire che dovremmo essere uniti. Perché la gente in piazza le rivoluzioni non le fa. Dire che bisogna fare come la Crimea, bello, però abbiamo Kalashnikov a casa o altri. No. E Patisi lo chiama che se ne torna. Quindi non ve l'avevo. La gente in piazza non viene perché i veneti è pacifici, democratici, rispettiamo le leggi. Rivolte fiscali non si ne fa niente, perché sarebbe la cosa più semplice da fare, però mica la casa, mica famiglia, quindi non si fa niente. Perché ognuno dà una scusa a trovarsi, perché ha paura di dire le anni e anni che mi lavoro e non metto mia a repentaglio questa cosa qua, perché mi ancora questa paura qua. Magari tanti a fare la rivolta fiscale perché mica più soldi per pagare. L'unica cosa che sei sicuro che sarebbe una partecipazione è dentro la cabina elettorale. Ma lo dico, guardate, anche infastidio da questo, perché, ma no perché mi sono reso conto, perché io porto avanti tutte, la rivolta fiscale è ferma, ma noi le famiglie sono molto realista, non mi piace mica contare le balle. La gente è così. Le rivolte noi gliene fa, i viene a votare. Allora se gli facciamo vedere che abbiamo una unità veneta, che abbiamo una certa credibilità, ma se alle regionali se presentiamo in 3 partiti, come ho detto a tutti, mia mamma da 74 anni
Amadito, che la guarda sempre a Canale Italia la mattina, una volta che è Morosino, una volta che questo fa, che lì parla come ti dire la stessa roba, è il tuo gruppo, e io, mamma, no, le stesse robe tue, lo so, ma bisogna che si unite, se no non da nessuna parte, non mi dice, mia mamma da 74 anni, ed è politica che ne capisce niente. Ma è quello il messaggio. Se non vediamo quello, allora dovremo sempre dipendere da PD, PDL, Lega. La Lega lega roba ai vertici, gli elettori della Lega, le persone normali, che ha bisogno di un'alternativa, perché c'è gente che ormai che vota Lega per disperazione, perché dire voto quella che è manco peso, ma dovremmo finire a votare manco peso, dovremmo votare gente che vaga là e chi gli pianta il chiodo sulla scrivania. Noi altri vogliamo fare cosa? Appoggiamo tutte le iniziative, che sia referendum, va a parlare del libro bianco, tutto, ve l'ho detto a tutti i leader veneti, a tutti, appoggiamo tutti, però ho chiesto, per favore, sentiamoci a un tavolo e facciamo una grossa coalizione veneta che si presenta alle regionali, ma non dobbiamo mica parlarne a gennaio o febbraio, perché a gennaio e febbraio non fuori più furbo che dice tocca a me, o il marchio più bello, o questo, o vuoi essere me. Detto, mettiamoci in gioco tutti quanti, lasciamo stare le baruffe che gli sta, mica ho messo da parte tutto, come lo fa con tutti. Però ho detto, va bene, ho tirato via fino alle cause legali, ho rimesso schenca le cause legali, ho detto, va bene, tiro via anche a quelle, non vi serve più niente. Ma mettiamoci mica a un tavolo, perché la vera rivolta e rivoluzione pacifica te la fai dentro il seggio elettorale, perché i veneti il voto te lo dà, e non chiediamo mica il voto per andare a mettere lui assessore all'urbanistica regionale o mi presidente della regione, non ne frega niente di questa roba qua. Volevo abbandonare l'Italia come, oltre a quel che abbiamo detto prima, anche attraverso la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Cosa vuol dire? Scriviamo un programma. Il nostro programma sarà molto lungo. Pensate che i partiti fanno gara, quante pagine è del programma? Ma mica 74, 1220. Guardate che avrà un programma che spiazzerà tutti. 3 righe, 3 parole, prime, dichiarazione unilaterale di indipendenza. Quello è il nostro programma. Vi dicevo, la gente che ne dà il voto, te ne dà il voto per andare là, vinsa le regionali e dire, signori, da oggi il Veneto è indipendente. Ma se puoi farlo, ne lasci fare, non me frega niente, lo femo. Perché se andiamo a domandargli se ne lascia fare, e ti troverà sempre fuori qualcosa. La femo e la dichiariamo. Ma dopo chi manda ci vuole, l'esercito, ci manda chi ne metta dentro, andiamo dentro un'altra volta, ma c'è meno i caschi blu dell'ONU, perché vedi le leggi internazionali che ne permette di fare questo. La volontà del popolo è espressa attraverso una votazione che è prevista dalle leggi internazionali, che gli superiori a quelle che scrive che i 4 veci babusi, lì gli superiori vinciamo le votazioni e attraverso le votazioni rendiamo le votazioni un referendum sancito da un voto che ne dice che le valido l'Italia, perché l'Italia dice le votazioni italiane, ha vinto le votazioni italiane. Ciao Italia, fine, addio, bel viaggio, devo suonare il campanello che siamo i carabinieri, che ragazzi 24 ore ci ha preso un baracca di burattini, che qua tra poco arriva la polizia veneta, la si installa dentro il vostro posto. Non è da occupare nessuno. Le guardie carcerarie, le mega dito, ma se diventiamo indipendenti, cosa devo fare? Devo tornare a casa mia? No, ho detto. Queste qua, te guardi le regole nuove che scrivevano altri, se le ti piace e ti rispetti, te può stare qua, non c'è nessun problema. Perché te vivi qua da 15 anni, va bene? Te che l'accento diverso nostro non è nessun problema. E gli immigrati, cosa faremo? E cosa che sarà del campionato del calcio? Cosa? L'Ilasi giocheranno in che serie? Cioè, perché la gente ha che pensieri dietro, capito? Ma gli diciamo tutte queste robe qua. Questo non volevo mica fare su uno Stato o altri chiuso.
saremo aperti a chi rispetta le regole, né più e né meno, ciappando esempio da stati che funzionano. Svizzera, andiamo a ciappare l'esempio della Svizzera, che stanno a ciappare l'esempio del Burundi, perché attualmente ci stiamo sempre confrontando con Colombia, Paraguay, robe varie. Ci confrontiamo con la Svizzera. La Svizzera è il paese con il più alto tasso di immigrazione. Tranne che in Svizzera per andare là bisogna che te capi 3 robe: residenza, lavoro e fedina penale pulita. Non una delle 3, tutte e 3. Te ne manca una, ciao, te puoi tornare a casa tua senza nessun problema, anzi saremo a cavata geppa che per esempio, ripeto, a Peschiera che abbiamo anche fine dell'Italia, che buttiamo di là e resta che mai a portare da su, che buttiamo qua, tanto qua va ben tutto, perché arriva dentro, giusto, gli vediamo che devono soltanto per questo. Non è nessun problema. L'altra sera a Bovolone, che il mio amico Abdul, veniva con la spietta questa qua, e parla regolarmente veneto, e lei qua da 25 anni, e mi dice: ma cosa aspettava a fare l'indipendenza? Abdul mi dice che, cioè, lei capisce anche allora questa roba qua, volevo diventare tutti quanti profeti e cominciare ad andare fuori a ciappare i nostri concittadini, a ciappare quelli che dicono sono contento perché sto mese sono riuscito a pagare le ricevute, ciapparli, dargli 4 sberle, che ritorna un attimo alla normalità e dire che non è normale essere contenti così. Io non posso mica essere normale, contento in un paese dove devo sempre accontentarmi. Ma accontentarmi non vuol mica dire che devo girare con l'aereo, accontentarmi vuol dire che devo il pensiero unico che adesso deve arrivare a fine mese. Basta queste robe qua, potremmo fargliela tutti quanti. Quindi la nostra associazione la fa questo: mettere uniti tutti, che di creare un unico partito, posto un simbolo qua, di mettere tutti i veneti baruffanti dentro, dopo se daremo delle gran pacche fuori, perfetto, perché se dopo che abbiamo fatto il Veneto Indipendente, che sarà Partito Comunista Veneto, o Partito Forza Veneto, Democrazia Veneta, Fratelli di Veneto, o Socialisti Veneti, non c'è nessun problema, ci daremo dopo del gusto, ma sarà una soddisfazione, perché se maccarse dopo vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e potremo fargliela e soprattutto dovremo fargliela. Grazie. Questo è l'inno nazionale veneto, lo scoprire. Se lì qualche domanda siamo qua ancora. Ora che delle signorine, se volete fare la tessera, si ben accetti, 10 euro costa
è il percorso per la libertà. Se qualcuno vuole 2000 euro, anche accettiamo per quello. Se no, Domande? la mia è una tessera di un partito. Esatto. Cioè, per aiutare, è un modo per aiutare, per riconoscersi in chi condivide questi ideali qua, di mettersi insieme. Volarghe fare baruffe, volarghe fare differenze e dire condivido questa idea qua, voglio aiutare, basta. No, non è un partito, non è uno schieramento, deve essere chiara sta roba qua, deve essere. Domande? Perciò, Dimmi. quando che i tempi che lavorate per fare il movimento unico, A me sono al lavoro sempre su questa qua perché, ripeto, appoggiando tutte le iniziative possibili e immaginabili, sempre nel rispetto della democrazia e che sia pacifiche, i tempi dipendono dai vari gruppi. I vari gruppi naturalmente abbiamo visto che la base è tutta d'accordo, purtroppo c'è ancora delle... parlando con Luca ieri mattina, mi ha detto che nel giro di una settimana, 2 al massimo, Sì, Luca chi? Cazzaro, cioè ripeto, che è già un preaccordo, però mi aspetto tutti, perché se non è tutti vuol dire che alle prossime regionali che è il rischio che qualcuno più furbo degli altri arriva fuori con la genialata di presentare 2 liste o addirittura 3. Se presentiamo 3 liste alle regionali abbiamo già perso in partenza, quindi alle regionali non devo neanche, perché andare alle regionali con 3 liste indipendentiste, dopo me mamma mi domanda, ma che dici? Se venga te, ma se io, com'era che dici la stessa roba ai valitri simili? Cioè, mi fa sempre il conto della gente di strada, della gente che aspetta qualcosa, i vuole robe semplici e soprattutto naturali. Se diciamo la stessa roba della famiglia, naturalmente se Polanca pensava diversamente, però se l'obiettivo è l'indipendenza non capisco mia perché deve essere tripartito. Comunque stiamo lavorando su questo. Altre domande? sì, la domanda per male era quella. Ti dicevi prima che ti avevi già chiesto a un po' tutti gli altri movimenti, la risposta degli altri cosa è stata? Allora la risposta attuale finora è d'accordo Veneto Stato, che una amica dico anche chiaramente i nomi delle persone che si sta avvicinando a questo gruppo qua. Allora, perché saranno dei nomi che magari a qualche lunga fanno venire la pelle d'oca sulla schiena. Però dobbiamo essere obiettivi. Io ho fatto il rivoluzionario per anni e la rivoluzione della femmina, bisogna essere obiettivi. Cioè che avremo dei consiglieri regionali, ad esempio Valde Gamberi, che magari si conoscono queste robe qua, che può avere che tutti i difetti di questo mondo, perché vengono cristiani, la parte dei mita, amico sempre abito su a tutti, però il problema è che finché noi che diciamo su, alle prossime elezioni regionali verrà eletto un'altra volta. Perché? Perché abbiamo una bacino di elettori e dei voti che riceveranno ancora i voti, andare ancora su, magari noi altri siamo lì, ma lo fermo, non faremo mai l'accordo e quindi lui rientra dentro. Quindi Valde Gamberi, che ha dato una disponibilità a fare questo, ma non è mio indipendentista. Ma quanti indipendentisti guardano? Cosa vuol dire essere indipendentisti? Non è che uno nasce indipendentista, come ha detto Silvio prima, dobbiamo parlare alle persone che ancora non ne sa cosa è l'indipendenza. Quindi magari c'è uno che ha votato fino all'anno scorso, PDL, Forza Italia o altre cose, non dobbiamo mica dirgli no, ti devo votare PDL, non te volevo niente. Dobbiamo fare questo, quindi parlare con le persone nuove. Quindi se questi gruppi entrano dentro nel contenitore funziona. Se invece cominciamo, uno sta fuori perché me la guarda macchina, l'altro perché era democristiano. Questo, e ve parla uno, ripeto, ve parla uno che sia ieri insomma, l'altro ieri, non vuole essere di queste robe qua. Però abbiamo bisogno di tutti, mi dico, abbiamo da fare, se viene da fare un patto con il diavolo, per l'indipendenza mi la fa. Dopo, ripeto, andrò all'inferno, però mi fiori e poi mi porto l'indipendenza. Questo, quindi che vuole l'unione di tutti, perché i numeri, perché per dichiarare l'indipendenza che vuole il 50%
dei voti. Sì, ripeto, trovare un po' di riscontro. Dico, trovate riscontro che ancora, ripeto, qualcuno restio che dice mano e altri che mi inventa il referendum, mi inventa questo, però mi dico, ok, perché mi pare, ripeto, capisco le robe perché oltre magari se vuoi che le entra dentro, va bene qualsiasi percorso, però per favore sentiamo se qua a un tavolo adesso a luglio, e lo dico da maggio, a luglio sentiamo se qua e fermo il preaccordo elettorale per le regionali, perché mi so che c'è tanta gente che aspetta questo. E aspetta questo perché non ti puoi mica andare con 3 partiti, cioè è assurdo, quindi bisogna farne un unico. La Lega restare o no? Bella domanda. Allora, invece di fare questo, dovremmo cambiare punto di vista. Invece di pensare se la Lega la vista o no, dovremmo essere noi altri se gli concediamo alla Lega di venire dentro. Cioè è diverso. Perché quando ti parli di Lega naturalmente bisogna che scendiamo sempre le robe. La Lega, le dirigenti e base. Allora, che dei dirigenti che finora non è che sa dimostrare tanto l'altezza dell'indipendentismo, perché la Lega ultimamente, ripeto, non per far critica, ma per dire la realtà, quando viene agli europei la Lega è nazionalista, cioè va bene i voti della Sicilia, va bene i voti di tutto, si candida ma per tutto, che Roma e tutto quanto. Quando viene le votazioni regionali la diventa, quando viene le votazioni politiche la diventa federalista, la Lega dice siamo federalisti, quando viene le votazioni regionali la diventa secessionista, cioè è un po' di confusione, cioè cos'era? Allora, siccome che mi pare che la Lega sia un partito indipendentista, perché l'articolo 1 dello statuto della Lega la dice il movimento denominato Lega Nord per l'indipendenza per la Padania si prefigge l'indipendenza della Padania, tutto quello, no, nessuno si vuole cambiare stasera.